generano e si tengono in tasca il 95% dei ricavi mondiali. Stringendo ancora di più questi grossi gruppi diventano 50 e quasi tutti sono banche. Quello che è successo è una distribuzione dei redditi che si è completamente sbilanciata, quindi ricchi sempre meno in numero ma con quantità di denaro sempre più elevate, classe media che si è assottigliata, e questo ve ne siete accorti tutti, e numero di poveri e di classe media che è diventata povera che è aumentato. La cosa da ripetere costantemente è che abbiamo un numero di ricchi sempre più piccolo con quantità di denaro che gestisce sempre più elevato. Vi do solo una cifra: nel 2013, anno di lacrime e sangue per mezzo mondo, i primi 20 dirigenti bancari, in quell'anno 2013, hanno guadagnato 25 dirigenti bancari, hanno guadagnato 20 miliardi di dollari complessivamente, quindi quasi 1 miliardo a cranio in un anno, solo proprio dalla loro attività di direzione di una banca. Io penso che guadagnare 1 miliardo per far girare moneta senza creare assolutamente nulla sia totalmente immorale e segno proprio che siamo alla frutta più completa. A livello politico anche qui vi do un paio di numeri. L'Italia fa parte dell'Unione Europea, i 3/4 delle leggi che noi promulghiamo come Italia devono sottostare a vincoli, paletti, limiti, prescrizioni introdotte dall'Unione Europea con direttive e con regolamenti. Quindi in buona sostanza siamo di fatto già governati dall'Unione Europea, quindi il centro dell'Europa è effettivamente Bruxelles, Strasburgo. Allora in quelle sedi ci sono solo a livello finanziario 1700 lobbisti registrati. La registrazione è facoltativa, solo di registrati lobbisti finanziari ce ne sono 1700. Quando l'Unione Europea discute di varie materie, forma dei cosiddetti gruppi di esperti, experts group, che si riuniscono e cominciano a dibattere della materia, a portare dati, a portare le loro idee. Ecco, in questi gruppi normalmente sono presenti centinaia di lobbisti finanziari, un sindacalista e 0 rappresentanti dei consumatori. Normalmente questo è il rapporto di forze: centinaia di lobbisti finanziari, un sindacalista, 0 rappresentanti dei consumatori. Dopo la crisi del 2008 l'Unione Europea ha commissionato diversi studi per capire cosa fosse successo, anche se in realtà era una bella ipocrisia, perché qualsiasi direttore di banca sapeva dirti cosa era successo e te lo sapeva dire da prima che sarebbe scoppiata la bolla. Ha voluto fare degli studi per capire quali fossero le cause. In uno di questi studi dell'Unione Europea, non nostri, c'è scritto i motivi, poi aperte virgolette, la funzione legislativa è stata delegata ai funzionari delle imprese private. Allora, questa frase è da dire lentamente: la funzione legislativa è stata delegata ai funzionari delle imprese private. Detto in trevisan, leggi, lega scritte, direttori di banca di assicurazione. Se voi prendete una legge in materia finanziaria, è estremamente tecnica, complicata. Un politico non è in grado di scriverla, come normalmente un politico non è in grado di scrivere su materie tecniche. Il politico dà gli indirizzi, dice voglio uno stato più socialista, voglio un'energia più rinnovabile, noi dovremmo dare gli indirizzi. Poi è chiaro che il tecnico deve trasformarlo appunto in tutti i complessi commi, codici che servono.
Il risultato però appunto è che in questo momento noi abbiamo una grossa fetta della legislazione che è stata scritta direttamente da direttori di banche e assicurazioni. Se voi comprate il Sole 24 Ore e tanti altri giornali finanziari, voi trovate degli articoli, quindi non pubblicità, articoli in cui si parla di un determinato prodotto finanziario e in fondo all'articolo c'è il nome di chi ha scritto l'articolo e voi pensate che quel nome sia il giornalista. Sarà una persona che si è informata, avrà letto, studiato. No, lo scrivente è il direttore della banca o dell'assicurazione che sta parlando del suo stesso articolo, del suo stesso prodotto finanziario. Cosa volete che scriva? C'è un matematico che è Beppe Scienza che ha scritto un libro preciso che si chiama Il risparmio tradito, in cui lui matematicamente fa vedere tutti gli errori commessi in più di 10 anni nelle inserzioni e negli articoli di queste società, banche e assicurazioni. Ogni volta l'errore matematico era sempre tale che veniva magnificato il risultato. Era sempre in positivo l'errore. L'errore nella formula era sì che anziché risultare 5% il rendimento di un prodotto, risultava 7, 8, 10, 12, sempre in meglio, ma in peggio. Lui ha in questo libro fatto centinaia di casi, non ha preso nemmeno una querela. Non ha preso nemmeno una querela perché non c'è niente da querelare. Da una dimostrazione matematica che tu al posto del più mi hai scritto meno, hai fatto un errore e quindi c'è poco da discutere. Non abbiamo imparato nulla dalla lezione del 2008, non abbiamo cambiato assolutamente nulla a livello di legislazione, le grandi banche sono ancora più grandi di prima, sono ancora meno di prima, stanno guadagnando ancora più di prima, siamo seduti su una bolla finanziaria che è ancora più grande di quella del 2008, non abbiamo imparato assolutamente nulla. Finisco con le soluzioni, perché altrimenti servirebbe a poco la mia. Vabbè, per tenervi attenti. Le soluzioni ci sono. La prima è la famosa tassa sulle transazioni finanziarie. Vi ho fatto capire che la stragrande maggioranza delle operazioni sono velocissime. Va applicata una tassa su queste transazioni velocissime che sono totalmente speculative e non hanno niente a che vedere con l'economia reale. Pensate che una tassa dello 0,05%, pensate se a voi vi facessero pagare una tassa dello 0,05%, con questa tassa noi ricaveremo a livello globale 650 miliardi di euro. 650 miliardi di euro. Vi faccio presente che per dimezzare la mortalità infantile nel mondo, servono 80 miliardi. Con questa tassa noi ricaveremo 650 miliardi di euro con lo 0,05% e alle banche abbiamo dato finanziamenti per 30.000 miliardi, 15-30.000 miliardi. Seconda, l'ho già detta, separazione tra banche d'affari e banche di investimenti. Quindi chi vuole rischiare va in un certo tipo di banca, chi non vuole rischiare va in un altro tipo di banca. Controlobby a Bruxelles. Controlobby a Bruxelles non è un'idea mia, è un'idea di 110 europarlamentari che nel 2011 hanno fatto una lettera aperta al Presidente della Commissione di allora dicendo per cortesia istituisca una controlobby, perché noi 110 parlamentari ci rendiamo conto della strainfluenza dei lobbisti e non abbiamo un contraltare. Per cortesia istituisca una controlobby. Ovviamente non si è fatto nulla. L'ultima cosa più importante, perché è quella che potete fare voi a costo zero e che è molto più efficace della politica. Voi potete semplicemente cambiare fornitore. Cambiando fornitore voi cambiate totalmente il sistema che vi ho appena descritto. Allora, benvenuto Jacopo. La riunione della massoneria. Sì. Allora, dicevo, cambiando fornitore noi possiamo letteralmente cambiare completamente questo paradigma. Delle banche vi ho detto come funzionano, potete scegliere una banca che lavori in maniera completamente diversa, si chiama banca etica, è una
banca nata dal mondo del volontariato, con attualmente 40.000 soci. Per questa banca il denaro non è l'obiettivo da raggiungere a ogni costo, ma è un mero strumento di sviluppo. La stessa cosa potete farla con le assicurazioni. Le assicurazioni, lo sapete bene, sono l'altra faccia della finanza, e in Italia le assicurazioni caso unico al mondo sono più potenti ancora delle banche, fanno girare bilanci ancora più grossi delle banche. Ora, tutti voi avete un conto corrente, tutti voi avete un'assicurazione auto. Io non vi chiedo dei sacrifici monetari, vi chiedo solo di cambiare fornitore. Con questo voi togliete soldi a un circuito completamente fuori controllo, completamente speculativo, e li mettete in circuiti sani. Avete la banca etica per quanto riguarda la banca e il CAES per quanto riguarda le assicurazioni appunto solidali. Avete questa scelta anche per l'energia. Vi ho detto che l'energia sono 2.000 miliardi all'anno, la stragrande maggioranza è ancora energia fossile. Voi, senza spendere un centesimo in più, perché io vi sto dando tutte soluzioni a 0 centesimi in più, senza spendere un centesimo in più potete prendervi un fornitore che vi porta a casa solo energia rinnovabile, solo energia da fonti rinnovabili, niente petrolio, niente gas, niente carbone. Per chi vuole fare il passettino in più può anche entrare in delle cooperative che se la producono l'energia, cioè la cooperativa si fa l'impianto di energia rinnovabile, l'energia che viene prodotta se la porta poi in giro dai soci stessi della cooperativa. Stessa cosa vale per il commercio ecosolidale. Il commercio ecosolidale è l'esatto contrario della GDO, la grande distribuzione organizzata prende per il collo i produttori, gli offre talmente poco che il produttore lascia marcire la merce. Il commercio ecosolidale paga in anticipo un prezzo equo, quindi va dal contadino e gli dice: io ti ordino 10 tonnellate di patate, eccoti qua i soldi, una cifra equa in maniera che io posso lavorare in maniera congrua. Quindi commercio ecosolidale e gruppi di acquisto. Queste maniere sono a costo zero o pochissimo, e in questa maniera voi cambiate totalmente il sistema. Non fatemi l'obiezione, ma siamo pochi. Intanto le gocce sono fatte, il mare è fatto di gocce, ma quando un'azienda si vede calare il 3% il proprio fatturato, l'azienda corre ai ripari. Se noi facessimo uno spostamento del 3% dei conti correnti o delle assicurazioni, le altre banche assicurazioni ci corrono dietro perché non vogliono assolutamente perdere quote di mercato. Con la Timberland gli abbiamo detto: se tu non cambi fornitori di pellame da bestie che arrivano dalla foresta amazzonica che viene deforestata, io non ti compro più le scarpe. La Timberland ha cambiato fornitori. Quindi spostandoci in 2-3% di popolazione su questi circuiti etici, gli altri ci corrono dietro perché non vogliono perdere il treno, non vogliono rischiare che altri facciano in questa maniera. E ultima cosa, e chiudo, non pensate di contare poco, perché con la leva finanziaria che esiste 1 a 500, andate su qualsiasi sito di Forex, famosi Forex, troverete scritto 400 a 1, 500 a 1. Cosa vuol dire? Che voi investite 1, potreste guadagnare 500. Figurati, io so il sistema di moltiplicare per 500 i tuoi soldi e io te lo vengo a dire a te, a gratis. È una barzelletta. Però la realtà è che quando voi portate i vostri 1.000 euro di stipendio, dico una cifra secca, con quei 1.000 euro di stipendio, nella realtà la banca ci fa 500.000 euro di investimenti, perché con i vostri 1.000 euro lei va a prestito di altri 9.000 e quindi già ne ha 10.000. Con 10.000 euro di cifra controlla derivati per 500.000 euro. Per cui la prossima volta che vi arriva lo stipendio e che voi avete la domiciliazione in banca, pensate che con i vostri 1.000 euro la banca ci fa $500.000 di euro di investimenti. Decidete voi se devono andare in armi, in droga, in petrolio, in nucleare, eccetera, o se devono andare in circuiti sani. E questo senza farvi fare un centesimo di sacrificio. Dovete solo cambiare modo di pensare, che è la cosa più difficile, ma ve lo chiedo lo stesso.